A Vicenza ha dovuto improvvisare un comizio all'esterno di un teatro strapieno per chi non era riuscito ad entrare. A Mestre, Rovigo e Treviso Matteo Renzi ha trovato sorrisi ed attenzione, ricambiati snobbando inizialmente l'insistenza di telecamere e microfoni per concedersi agli abbracci di militanti conosciuti, strette di mano anche con le forze dell'ordine, pacche sulle spalle dai sindaci e dai politici locali che sostengono il suo cammino alle primarie da rottamatore del Partito Democratico. Vedo un po' di facce perplesse, perché qualcuno dice: Renzi, scusa, tu sei quello che ha detto rottamiamoli. Come fai a dire che non vuoi parlare male? Guardate che il tema della rottamazione non è un'accusa personale o un insulto, né men che mai è l'idea di fare a meno degli anziani. Renzi gigioneggia sul palco, maniche di camicia e senza cravatta, con battute indirizzate non tanto ai suoi competitori interni al partito, non si parla contro, ha detto, quanto ad improvvisati detrattori come l'amministratore delegato di Fiat Marchionne, che lo aveva dipinto alla guida di una città povera come Firenze. Io vengo da una città invece un po' così, ho letto oggi un importante amministratore delegato di una povera Pordenone chiude la seconda tappa a nord-est di Matteo Renzi, l'occasione per riparlare, dall'altro versante del monte, della tragedia del Vajont come fatto già a Longarone e a Belluno. Spero che il prossimo Presidente del Consiglio, chiunque sarà, il 9 ottobre del 2013 vada a Longarone per i 50 anni del Vajont a dire che mai più una strage simile e soprattutto che ci sarà un governo capace di gestire l'emergenza e capace di proteggere il suolo.